Benvenuti! Siamo a Sant'Anna di Lodè, ai piedi del Montalbo, nel cuore della riserva di biosfera MAB UNESCO, a 2 passi dal Parco Tepilora. Vi do il benvenuto anche nella mia azienda, l'azienda agrituristica Sucunzatu de Vitale, che è nata nel 2000 dal desiderio dei miei genitori Giovanni e Vitale di tramandare alle persone ospiti qui da noi i saperi e le tradizioni della nostra cucina e della nostra ospitalità. In particolare oggi andiamo a farvi vedere come si fanno le orugliette, anzi, zasorugliettas all'odeinasa. Il dolce che oggi vi presenterò sono le orugliette, un dolce tipico della tradizione lodeina, fatto con pochi e semplici ingredienti: farina, miele, uova, zucchero e strutto. Questo dolce nasce dalla tradizione come dolce delle feste, come per esempio battesimi, cresime, matrimoni e fidanzamenti, rituali molto importanti nella cultura e nelle tradizioni del paese di Lodè. Per prima cosa prendiamo una bowl capiente e iniziamo a romperci dentro 5 uova. Con una forchetta iniziamo a sbattere le uova. Successivamente aggiungiamo lo zucchero. Sono più o meno 5 cucchiaini, un cucchiaino per ogni uovo, e continuiamo a mescolare. Aggiungiamo poi lentamente la farina, precedentemente setacciata, e la incorporiamo alle uova con lo zucchero. Quando vedrete che all'interno della ciotola sarà un po' difficile da lavorare l'impasto, lo prendiamo e lo trasferiamo su una spianatoia e iniziamo a lavorare l'impasto fino ad ottenere una consistenza omogenea e solida, non troppo dura. Se l'impasto ci sembra troppo morbido, continuiamo ad aggiungere farina. L'impasto per le orugliette va lavorato molto bene, in quanto una volta in cottura toglieranno queste particolarità che sono delle bolle che indicano la buona lavorazione della pasta. Si aggiunge un po' di strutto. E incorporiamo all'impasto continuando a mescolarlo. Una volta che l'impasto assume questa consistenza, iniziamo a stenderla a porzioni. Continuiamo a lavorare l'impasto fino ad ottenere una sfoglia alta più o meno 2 mm. Una volta aver steso la sfoglia, noi abbiamo questo, ma può andare bene anche un pintografo qualunque, e iniziamo a tagliare delle piccole strisce decorate. Togliamo la pasta in eccesso. Una volta steso e tagliato l'impasto, iniziamo a dar forma alle orugliette. Essendo l'impasto molto soggetto all'umidità, prendiamo un bicchiere con un po' d'acqua per creare del collante e iniziamo a creare dei piccoli cerchi e ad unirli, avendo cura di schiacciarli molto bene, se no in cottura si aprono. Terminata una, aggiungiamo l'altra. Adesso proseguiamo con la cottura. Prepariamo una pentola con dell'olio di semi e una pentola con il miele, che poi facciamo un po' caramellare.
Prendiamo il miele e lo trasferiamo dentro la pentola. E aggiungiamo un po' di zucchero, di modo che quando lo zucchero inizia a caramellarsi, una volta che mettiamo le orugliette dentro, si attacchi di più alla pasta. Adesso trasferiamo la pentola con il miele e lo zucchero sul fuoco, il più piccolo, così si caramella dolcemente, perché non diventi scuro. Nel frattempo invece mettiamo sul fuoco l'olio e ci prepariamo per la cottura delle orugliette. L'olio è caldo e iniziamo a friggere. Facciamo dorare con una doratura molto lieve. Abbiamo terminato con la cottura, adesso passiamo a mettergli il caramello. Togliamo il caramello in eccesso e proseguiamo. La giriamo e continuiamo così. Abbiamo finito di caramellare le orugliette e adesso le trasferiamo in un vassoio da portata, con delicatezza. Il nostro dolce sul vassoio, la ricetta è finita.